Grazie Presidente. Si sente? Sì, forse sì. Allora, noi abbiamo deciso di presentare questa mozione a sostegno del popolo catalano nell'imminenza delle elezioni che si svolgeranno domenica prossima. Sono elezioni anticipate ed è già la seconda volta consecutiva nel giro di una legislatura che in Catalogna si vota in modo anticipato con il medesimo oggetto, ovvero la maggioranza trasversale destra e sinistra che governa in Catalogna indice elezioni anticipate perché il governo spagnolo impedisce loro di celebrare un referendum per la loro autodeterminazione. L'altra volta hanno vinto con la maggioranza assoluta, questa volta nel loro programma c'è esattamente questo. Noi intendiamo, dicono, questo come un referendum per l'autodeterminazione. Abbiamo fatto una lista comune con tutti i movimenti indipendentisti della Catalogna, tanto è vero che poi dall'altra parte ci sono tutti invece i nazionalisti spagnoli, però diciamo chiaramente che se dovessimo raggiungere la maggioranza dei consensi e avere la maggioranza assoluta in Parlamento catalano, nel giro di 18 mesi dichiareremo unilateralmente l'indipendenza. Questo fa seguito a numerose manifestazioni che in Catalogna si sono organizzate e che hanno visto la partecipazione di milioni, nel senso di milioni, non è una roba detta a caso, di persone che manifestano pacificamente per esercitare questo diritto. Poi che siano per l'indipendenza è un altro discorso, loro chiedono soltanto di poter votare, cosa che il governo spagnolo invece tende a impedire. Bisogna dire che ci sono già 5 parlamenti di stati sovrani che hanno manifestato il loro sostegno a questo diritto della Catalogna. I parlamenti sono 2 parlamenti sudamericani, Uruguay e Paraguay, e 3 parlamenti europei che sono nell'ordine l'Irlanda per prima, poi è arrivata la Danimarca e infine il Belgio. Ci sono anche parecchi senatori e membri del Congresso americano che hanno già manifestato solidarietà a questa opzione del Parlamento catalano. Bisogna dire che l'indipendenza americana è arrivata sfruttando esattamente lo stesso principio che vorrebbero sfruttare i catalani, soltanto che è arrivata nel 1786, cioè qualche giorno fa. La dichiarazione di indipendenza americana è chiara in proposito e dice che un popolo che ha la voglia, la volontà di autogovernarsi ha tutto il diritto di farlo, perché il governo di un popolo è quello strumento che le persone hanno per poter perseguire i diritti fondamentali delle persone: felicità, libertà, democrazia, eccetera. È chiaro quindi che è una cosa che debba essere fatta. Sulla scorta di questa cosa, tanto per dire, allora, non stiamo parlando di massimi sistemi. Io credo che al di là dei compiti specifici che ha la Regione Veneto, una presa di posizione sulla difesa di un diritto fondamentale come questo caratterizzi in modo positivo l'Aula, che anche se non parla sempre di cose sicuramente importantissime, ma non politicamente rilevanti come questa, non fa di sicuro brutta figura. Il fatto che lo abbiano fatto 5 parlamenti depone a favore di questa idea, ovvero è chiaro che in Parlamento belga non c'è nessuna competenza in merito all'indipendenza della Catalogna, però hanno ritenuto opportuno farlo perché si tratta di difendere un diritto fondamentale, cioè si tratta di compiere un atto politico importantissimo. Non si capisce perché il governo spagnolo, se posso parlare, se no non riesco a parlare. Per favore, se lasciamo il consigliere Guadagnini a completare la sua illustrazione, prego. Sì, allora, siccome quella questione è dibattuta anche in Veneto, allora in quel caso è ancora chiaro, non si capisce perché, che ne so, 4 o 5 spagnoli che vivono fuori dalla Catalogna debbono impedire o possono impedire a un catalano di volere di ottenere la propria indipendenza e quindi il proprio autogoverno. Cioè l'idea che ci sia una Costituzione che impedisce il libero esercizio di questo diritto dovrebbe far accapponare la pelle a tutti quelli che si riempiono la bocca con la difesa dei diritti fondamentali delle persone, perché altrimenti se così fosse si tratta di capire e di ammettere che ci sono dei popoli che sono in ostaggio di altri popoli più numerosi solo perché
riescono a determinare con il voto di maggioranza all'interno di un Parlamento la loro permanenza all'interno di uno Stato. Finisco subito. Cioè una Costituzione, una struttura statuale esiste all'interno di un popolo sovrano, all'interno di un territorio, finché quel popolo si sente rappresentato da quella Costituzione. Queste non sono situazioni di secondo grado. Cioè, nel momento in cui quel popolo, quello catalano, non si sente più rappresentato, decade la rappresentanza politica di quell'atto, di quella Costituzione nei loro confronti. Finché non riusciamo a capire che questo è un elementare diritto e è un principio fondamentale della democrazia, non ci andiamo fuori. Allora io credo che il Parlamento, l'Assemblea legislativa veneta, debba dare sostegno al popolo catalano, perché è giusto farlo e perché tra qualche tempo, speriamo breve, ci troveremo anche noi nelle stesse condizioni. Grazie.